Sono tre i casi in Sicilia, riguardano tutti appartenenti alle forze dell'ordine, su cui altrettante procure hanno acceso i riflettori per cogliere eventuali criticità sulla corretta conservazione e sull'utilizzo della dose del vaccino AstraZeneca. La situazione precipita con il caso del sottufficiale della Marina Militare Stefano Paternò, che un giorno prima del decesso si era fatto vaccinare. All'indomani della morte per arresto cardiocircolatorio del marinaio, deceduto la notte tra il lunedì e il martedì tra le braccia dei medici del 118, il PM di Siracusa Gaetano Bono, con l'avallo della procuratrice Sabrina Gambino, iscrive 21 persone nel registro degli indagati per omicidio colposo. Decide di compiere l'autopsia con un pool di 4 medici, fissata tra oggi pomeriggio e sabato, e nel frattempo decide di sequestrare il lotto del vaccino di AstraZeneca. L'inchiesta di Siracusa rimbalza sui media e nel pomeriggio il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro mette in allerta i carabinieri del NAS su un altro caso, successo poco tempo fa a Catania. È quello del poliziotto della squadra mobile Davide Villa, di 50 anni, che 12 giorni dopo essere stato sottoposto al vaccino AstraZeneca è morto in ospedale a San Marco a causa di problemi trombolitici. Zuccaro apre un fascicolo basandosi sulle notizie di stampa senza alcun indagato, ipotizzando il reato di omicidio colposo. La sua decisione di avviare un'indagine per garantire la salute pubblica ha il denominatore comune, ovvero il vaccino AstraZeneca e in particolare il lotto ABV 2856, finito nel mirino del sospetto. Ed è sempre questo lotto ad allarmare un'altra procura, quella di Trapani, che ha già avviato un'inchiesta sulla morte sospetta di un carabiniere, il vicecomandante della sezione di polizia giudiziaria di Trapani, Giuseppe Maniscalco, di 54 anni. Il sottufficiale dell'Arma aveva accusato un malore, seguito poi dal decesso a poche ore dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca, avvenuto a metà febbraio. L'indagine era stata aperta dopo un esposto presentato dai familiari del militare. Da pochissimo l'autopsia sul corpo senza vita del maresciallo Maniscalco ha escluso che l'uomo sia morto a causa di una trombosi, ma alla luce delle notizie dell'ultima ora, l'ASP di Trapani ha avviato ulteriori indagini per capire sino in fondo se i motivi del decesso sono legati al siero di AstraZeneca.